Cari fratelli e sorelle, buongiorno. In quest'ultima udienza giubilare del sabato vorrei presentare un aspetto importante della misericordia, l'inclusione. Dio infatti nel suo disegno di amore non vuole escludere nessuno, ma vuole includere tutti. Ad esempio, mediante il battesimo, ci fa suoi figli in Cristo, membra del suo corpo che è la Chiesa. E noi cristiani siamo invitati a usare lo stesso criterio. La misericordia è quel modo di agire, quello stile con cui cerchiamo di includere nella nostra vita gli altri, evitando di chiuderci a noi stessi e nelle nostre sicurezze egoistiche. Nel brano del Vangelo di Matteo che abbiamo appena ascoltato, Gesù rivolge un invito realmente universale. Venite a me tutti voi che siete stanchi e oppressi e io vi darò ristoro. Nessuno è escluso da questo appello, perché la missione di Gesù è quella di rivelare ad ogni persona l'amore del Padre. A noi spetta aprire il cuore, fidarci di Gesù e accogliere questo messaggio di amore che ci fa entrare nel mistero della salvezza. Questo aspetto della misericordia, l'inclusione, si manifesta nello spalancare le braccia per accogliere senza escludere, senza classificare gli altri in base alle condizioni sociali, alla lingua, alla razza, alla cultura, alla religione. Davanti a noi c'è soltanto una persona da amare come l'ama Dio. Quello che trovo nel mio lavoro, nel mio quartiere, è una persona da amare come ama Dio. Ma questo è di quel paese, dell'altro paese, ha questa religione, un'altra. È una persona che ama Dio e io devo amarla. Questo è includere, questa è l'inclusione. Quante persone stanche e oppresse incontriamo anche oggi, per la strada, negli uffici pubblici, negli ambulatori medici. Lo sguardo di Gesù si posa su ciascuno di quei volti, anche attraverso i nostri occhi. E il nostro cuore come è? È misericordioso? E il nostro modo di pensare e di agire è inclusivo? Il Vangelo ci chiama a riconoscere nella storia dell'umanità il disegno di una grande opera di inclusione che, rispettando pienamente la libertà di ogni persona, di ogni comunità, di ogni popolo, chiama tutti a formare una famiglia di fratelli e sorelle, nella giustizia, nella solidarietà e nella pace, e a far parte della Chiesa che è il corpo di Cristo. Come sono vere le parole di Gesù che invita quanti sono stanchi e affaticati ad andare da Lui per trovare riposo. Le sue braccia spalancate sulla croce dimostrano che nessuno è escluso dal suo amore e la misericordia. Nessuno è escluso dal suo amore e la misericordia, neppure il più grande peccatore, nessuno. Tutti siamo inclusi nel suo amore e nella sua misericordia.
L'espressione più immediata con la quale ci sentiamo accolti e inseriti in Lui è quella del suo perdono. Tutti abbiamo bisogno di essere perdonati da Dio e tutti abbiamo bisogno di incontrare fratelli e sorelle che ci aiutino a dare a Gesù, ad aprirci al dono che ci ha fatto sulla croce. Non ostacoliamoci a vicenda, non escludiamo nessuno, anzi, con umiltà e semplicità facciamoci strumento della misericordia inclusiva del Padre. La misericordia inclusiva del Padre. E così la Santa Madre Chiesa prolunga nel mondo il grande abbraccio di Cristo morto e risorto. Anche questa piazza, con il suo colonnato, esprime questo abbraccio. Lasciamoci coinvolgere in questo movimento di inclusione degli altri per essere testimoni della misericordia con la quale Dio ha accolto e accoglie ciascuno di noi. Grazie.